Ciao a tutti amici di FreeSpace. Oggi è un giorno un po' speciale perché farò vedere come un po' è il nostro primo video di tutorial di come utilizzare YouTube. Allora, diciamo, io spiegherò maggiormente come si fa a fare un canale, ecco, che adesso vi farò vedere un po' meglio. Per chi ha dei dubbi, insomma, oggi vediamo di risolverli. Prima di tutto, appena digitate YouTube su Google, andiamo su Google, digitate YouTube, un momento solo, vabbè, YouTube, scrivete YouTube, premete invio o cerca e qui vi verrà fuori questo, tutto questo, e voi entrerete su YouTube, questa cosa qua, versione in lingua italiana del servizio di condivisione video, acquistato da Google nell'ottobre del 2006. Premiamo su YouTube e qui ci viene fuori la pagina iniziale di YouTube con questa tenda, con questa cortina che scende dall'alto. Teoricamente questo è quello che avrebbe voluto far vedere YouTube. Premendo ovviamente questo tasto, come avete appena potuto vedere, si toglie e si mette solo per comodità, per vedere insomma tutto a schermo intero. Andiamo poi ad esplorare, adesso vediamo, qui abbiamo le nostre playlist che sarebbero dei nostri video raggruppati in delle cartelle, tra virgolette. È come un archivio, è come la banca, è come andare in banca, magari per le persone più grandi che ci seguono forse capiscono meglio così, è come in banca, si prendono a ogni cartella corrisponde tutti i dati dentro di una persona. Ecco, qui ad ogni cartella di queste che abbiamo creato noi corrispondono tutti i video che ci abbiamo messo dentro. Non so se avete molto capito bene, però comunque poi vedremo anche come creare una playlist, vi spiegherò meglio, non preoccupatevi. Le iscrizioni, cioè i canali che abbiamo deciso di iscriverci, per esempio qui abbiamo pubblicità, per esempio David Guetta, i Pantellas, ecco i Pantellas, basta schiacciare iscriviti e una volta premuto ce l'avremo tra le iscrizioni e così ogni volta che apriamo come Spanning Records e God's Dread ci avremo sempre gli ultimi video che caricano. Appena metteranno un video su YouTube pubblico che possono vedere tutti su YouTube, ci verrà fuori qui. Ecco, per esempio Spanning Records ha appena caricato questi video. Non da molto, insomma. 3 ore fa, 22 ore fa, un giorno fa, 3 giorni fa, 3 giorni fa, e qui con la freccetta possiamo scorrere e andare a vedere altri, per esempio Parawan YouTube, Official Music Video. Qui abbiamo le visualizzazioni, cioè quante volte è stato guardato questo video, e qui ovviamente abbiamo 3 giorni fa, cioè quando è stato caricato il video. Questo video di chi è? È di Spanning TV. Se andiamo in cima senza cliccare ovviamente ci viene fuori una piccola intro per farci capire com'è che è strutturato questo canale e cliccando invece ci porta invece direttamente. Cliccando nel disegno o nella scritta
ci fa entrare nel video. Allora, che cos'è un canale YouTube? Un canale YouTube è praticamente un luogo dove si può caricare qualsiasi video, ovviamente rispettando le norme della privacy e del copyright, e poi vedremo anche quello, vi spiego anche il copyright, anzi forse è meglio che ve lo spiego subito, tra poco, adesso finisco di spiegarvi del canale. Insomma, nel canale potete caricare tutti i video che volete, ragazzi, tutti. Non avete un limite di memoria. Per esempio, se un video occupa 1 giga, non avete, per esempio, non è che, non so, non potete caricare 30 video e poi basta. È illimitato, potete caricarne quanti ne volete. E poi, ovviamente, più persone guardano i vostri video e sono interessati e si iscrivono, più, come dire, più ci si alza di rango, ecco, più ci si alza di rango su YouTube, più si acquista potere, ecco, più si acquista potere. Per esempio, noi abbiamo adesso non molti poteri, ma ne abbiamo abbastanza da poter rivendicare i nostri video, dire no, questo video che tu hai caricato, l'hai preso da me e lo hai ricaricato su YouTube, quindi tu non rispetti le norme del copyright. E adesso torniamo a rispiegarvi che cos'è il copyright. Il copyright sono i diritti d'autore, cioè se io carico un video, il video è mio e nessun altro può caricarlo. Quando si è appena cominciato e si ha 300-400 visualizzazioni, che sono poche, non pensate che siano tante, non si ha la possibilità di rivendicare i video. Ma poi vi faccio vedere anche come si fa a vedere i video, come si fa a vedere le rivendicazioni, tutte queste cose qui, dove si vede, dove si vedono. Una volta che clicchiamo sul mio canale, partirà una spiegazione guidata di come creare il vostro nuovo canale YouTube. Noi in questo caso lo abbiamo già creato e si chiama FreeSpace, come potete leggere sotto il video vicino alla descrizione. Anzi, prima o dopo della descrizione. Insomma, dopo vi farò vedere anche quello. Allora, clicchiamo sul mio canale. Una volta che avete fatto il vostro canale, avrete questa schermata qui, senza queste cuffie e senza questo disegno. Come si fa a mettere tutte queste cose qui? E perché ci sono tutte queste cose qui sotto? Tutte queste, non so, potrete anche chiamarla pubblicità, anche questa, perché c'è tutta questa pubblicità, tutte queste cose, quando entrate nel mio canale YouTube? Perché queste cose abbiamo scelto di metterle noi, se no il canale originariamente avrebbe questo, che sono i canali popolari di YouTube, che abbiamo scelto di mantenere attiva, e vi sarà sempre attiva appena lo create, basta andare in cima e premere, andare in cima ad attiva e premerlo, vedete diventa rosso scritto disabilità. Vedete, adesso è sparito e le persone non vedono niente. Beh, io lo riabilito. Queste qua invece le mettiamo noi aggiungendo una sezione. E questo qui invece sempre lo mettiamo noi premendo aggiungi trailer per i non iscritti. E voi direte, ma se da me questo non c'è, cioè da me non è comparso niente, io non vedo niente di tutto ciò. Allora, voi non vedete niente perché dovete andare, adesso controllo che non sia qui, sì, è qui, dovete andare sotto questa riga. Allora, questo qui è, siete voi, potete mettere la vostra foto o un logo come abbiamo fatto noi, e questa qui si chiama copertina. Questo disegno di sfondo si chiama copertina, ok? Sotto la copertina, che adesso voi avete dei triangolini, una cosa strana, un disegno fatto da Google, da YouTube, insomma. Sotto qui, tutto a destra, se andate in cima a questa riga bianca, vedete che compare un pennino di colore molto chiaro. Andate in cima e cliccate. E vi vengono fuori queste due cose, impostazione canale e modifica impostazioni di navigazione del canale. Che cosa sono le impostazioni di navigazione del canale?
Cioè, con una persona può navigare, o meglio, muoversi nel canale. Non so, navigare nel canale significa premere video, premere playlist o anche premere con il tasto sinistro canali. Adesso noi torniamo indietro, torniamo a FreeSpace, eccolo qui. In corrispondenza della vostra scritta del canale o sotto alla copertina, questi qui non ce li avrete in teoria inizialmente, a parte Google Plus, che è questo qui, premete questo e poi modifiche e impostazioni di navigazione del canale, non impostazioni canale. Una volta che avete cliccato vi si aprirà questa schermata. Modalità sfoglia. La visualizzazione sfoglia è abilitata. Configurarla sul tuo canale. No, scusate, configurala sul tuo canale. Allora, la modalità sfoglia è proprio quella che vi stavo parlando. Cioè questa, è quella di avere un trailer, cioè una cosa che parte automaticamente appena una persona che non è iscritta, perché ragazzi si può anche iscriversi, ci si può iscrivere anche nel canale. E poi potete aggiungere delle sezioni. Quindi all'inizio vi verrà fuori aggiungi un video qui e sotto qui vi verrà scritto aggiungi una sezione, una cosa del genere. Aggiungi una sezione, più o meno così. Voi cliccate e una volta che avete cliccato vi verrà fuori questa schermata con tutti i vostri video. Ma ovviamente se state guardando questo video e siete ancora a questo punto, siete ancora all'inizio, non avrete alcun video da caricare. Però comunque potrete andare a scorrere, adesso io scorro, però voi ce l'avrete qui sotto. Potrete andare ad aggiungere una sezione. Una volta che avete premuto aggiungi sezione, ci viene visualizzato da YouTube la sezione contenuti e la sezione layout. Che cos'è layout? Layout magari l'avete già sentita su Word o Excel, cioè è la formattazione, o meglio, come è strutturato il canale o come è strutturato questa sezione, come è strutturata questa sezione. Per esempio, orizzontale, cioè che ci vengono fuori tutti i video così e che noi li facciamo scorrere orizzontalmente. Adesso, insomma, adesso qui ce ne sono pochi, però facendoli scorrere, oppure andando su verticale, che verticale sarebbe questa qui, come questa qui. Vedete, non c'è una riga unica che io schiaccio e mi scorre come questo qui sopra, vedete, bensì c'è ci sono tutti i video visualizzati qui. Andiamo su seleziona contenuti e qui ci chiede YouTube se mettere all'interno di questa striscia, possiamo chiamarla così, di questa sezione, se vogliamo mettere video, playlist, canali o qualcos'altro. Su video potete notare che si possono mettere i video popolari che vanno del nostro canale, cioè i video che fanno più successo del nostro canale, video che mi piacciono, video pubblicati in streaming dal vivo ora, cioè i video che che noi stiamo registrando, i live. Per esempio quello che sto facendo io adesso è un live, è un video in streaming dal vivo, che però voi sicuramente, se non mi state seguendo adesso, lo vedete come video normale, però guardando in alto a sinistra vedete scritto Google+, e a sinistra di Google+, c'è una, diciamo, come possiamo chiamarla, foglia, gocciolina d'acqua al contrario, con delle virgolette alte, che è il simbolo dell'hangout o dello streaming. Quindi video dal vivo ora. Oppure prossimi eventi,
eventi completati, e poi sulle playlist, singola playlist, playlist piaciuta, eccetera, eccetera. Noi andiamo a farvi vedere le playlist, perché è la cosa più complicata da configurare per chi è nuovo, perché schiacciando video popolari ci vengono fuori direttamente i video popolari, non c'è molto da dire, mentre su singola playlist ci si aggiunge un'altra sezione ancora con scritto scegli una playlist. Allora qui c'è trova playlist, qui ci dà tutte le nostre playlist che abbiamo creato, che le playlist sono quelle cartelle che vi spiegavo prima, con all'interno i video che abbiamo deciso di metterci. Ecco, forse si può spiegare in questo modo. Le playlist sono come queste sezioni, soltanto che si possono accedere o attraverso una sezione, come stiamo facendo adesso, oppure cliccando su playlist qui in cima. Qui, ragazzi, qui. In una playlist è come una cartella, è come una cartellina di scuola. Ci mettiamo dentro tanti fogli. Invece qui ci mettiamo dentro tanti video, addirittura quanti ne vogliamo. Ok? Allora, qui scegli una playlist, le mie playlist, oppure inserisci URL della playlist. E l'URL sarebbe questo qui in cima, quello che si illumina di bianco, diventa un po' più chiaro, eccolo qui. YouTube, si va sulla nostra playlist, una volta entrati si va qui, copia e poi si incolla qui, inserendo l'URL. Incolla. Però questo qui, scusate, non è un URL, annulla. Comunque gli URL magari andremo ad approfondirli perché sono un aspetto molto difficile da spiegare di YouTube. Già sapendo queste informazioni avete già fatto una copertina del vostro canale. Avete già cominciato a creare un nuovo canale. Forse non è ancora molto completo, perché non sapete come aggiungere questo e questo, e non sapete che cos'è impostazioni canale, le playlist magari non avete una buona idea, però è già qualcosa sapere le sezioni, che cosa sono. Ovviamente questo video andrà avanti ancora per molto perché vi spiegherò come aggiungere tutte queste cose. Partiamo dalla cosa più importante, cioè il nostro stemma, la nostra faccia. Modifica icona del canale. L'icona del tuo canale è collegata al tuo account Google+. Potrebbero volerci alcuni minuti prima che sul tuo canale vengano mostrate le modifiche effettuate su Google+. Andiamo su Google+, che sarebbe il nostro account. Per chi ha Facebook, forse capirà un po' meglio. Perché Google è come Facebook. C'è Google, cioè il motore di ricerca, e Google Plus è un Facebook creato dalla Google, o un Twitter creato dalla Google, stessa cosa. Una volta che entriamo, ci aprirà automaticamente questa schermata. Per chi non gliela aprisse, bisogna andare in cima all'icona e premerla. Dopodiché ci darà album, cioè le foto nostre, foto di te, che non abbiamo mai caricato foto qui su FreeSpace, e webcam, cioè quella che stiamo utilizzando adesso. Bisognerà premere su consenti e premere chiudi. Dopodiché, come potete vedermi, sono comparso nello schermetto. Basterà premere scatta foto per acquisire una foto. Però noi annulliamo l'operazione perché non ci interessa. Carica. Si può prendere, per esempio, vediamo la foto. Se la prendete, la potete trasportare in cima qui. Questa qui è una cartella, quella che ho appena provato a trasportare. Oppure si clicca su seleziona una foto computer e qui apparirà tutto, o meglio ci reindirizzerà, meglio ci porterà
a selezionare un contenuto. Allora, qui si va in giro per i computer, si sfoglia. Da piccolo io non sapevo come utilizzarlo questo, però con il tempo l'ho imparato. È molto semplice. Qui c'è il desktop, cioè la pagina iniziale, quando accendete il computer, quello che vedete quando accendete il computer. Download, le cose che scaricate da internet, risorse recenti, le ultime cose che avete fatto nel computer, e raccolte documenti, andando su Start, e premendo documenti, immagini, Start immagini, musica, premendo Start ancora e musica, e video, Start video, premendo Start e video. E poi qui invece su computer, nel caso volessimo inserire un CD o una chiavetta, ci comparirà qui la scritta e noi cliccando entriamo e selezioniamo il file che ci interessa. Per esempio, entrando su immagini, immagini campione, clicchiamo su una foto e schiacciamo apri. In questo caso io premo annulla perché una foto c'era già. Anche su Google abbiamo una copertina ed è molto semplice cambiarla. A differenza di YouTube, che ci viene fuori un pennino, qui ci viene fuori la scritta cambia copertina e basta cliccare in cima per aprire una grande galleria piena di foto già di Google Plus, non nostre, che però possiamo utilizzarle per Google Plus. Come potete vedere, qui compare anche quella di YouTube, cioè Waiting for the Train, JPG, che sarebbe il formato. Poi c'è anche la classica opzione carica, album, cioè i nostri album, e foto di copertina, che sarebbe questa è la copertina, le foto che abbiamo già caricato di recente, che abbiamo già usate come copertina. Chiudiamo questa finestra perché adesso avete già capito. Vedete, questa qui è la mia foto. Andiamo sul pennino per modificare la copertina. Ecco, su YouTube non si chiama copertina, scusate, mi sono sbagliato. Beh, potete chiamarla comunque copertina, però si chiamerebbe grafica del canale. Cliccando su modifica la grafica del canale, ci verrà fuori la classica finestra dove dobbiamo caricare le foto, trascinando il file qui o semplicemente selezionando una foto dal computer. E qui ci riporta alla classica schermata. Oppure premendo sulle mie foto, che sono quelle di prima, o la galleria, cioè le foto che ci mette a disposizione la Google o YouTube, perché dire Google o YouTube è la stessa cosa, perché adesso YouTube è stato acquistato dalla Google. Prima di spiegarvi gestione video e le visualizzazioni, cioè Analytics, e gli iscritti, cioè sempre Analytics, vi spiegherò come caricare un video. Come molti di voi hanno già intuito, caricare un video è molto semplice, perché bisogna premere carica. Oltre a carica abbiamo altre impostazioni, cioè Analytics, che sarebbe visualizzazioni e iscritti, e anche gestione video, come potete trovarlo qui. Impostazioni YouTube e guida e anche dashboard, che dashboard è questo qui, dashboard sarebbe come andiamo noi. Dashboard è meglio lasciarlo perdere, ve lo spiegherò in un altro video. Premiamo carica e adesso qui vedrete che ci ritroviamo un po'. Andiamo su selezione i file da caricare oppure trascina i file video. Quindi ragazzi, qui è uguale identico a prima, perché prima trascinavamo la foto in cima, adesso anziché trascinare una foto in cima qui, cioè prenderla e portarla qui, dovremmo trascinare un video, oppure semplicemente cliccando qui. Se il vostro canale YouTube, insomma, se il vostro video che caricate nel vostro canale
non volete farlo vedere agli altri, basta che premete privato. Se volete magari farlo vedere agli altri, ma soltanto chi volete voi, non so, per esempio a un amico dire vai a guardarti questo video, si trova e voi copiate il link, cioè questo in cima, e glielo spedite per SMS, così quando il vostro amico entrerà lo potrà vedere. Però allo stesso tempo non volete che una persona quando entra nel vostro canale, vediamo, ve lo rispiego un attimo perché secondo me non avete capito. Allora, se volete che un amico cliccando, andando, copiando questo e spedendolo per messaggio, lui lo metta su YouTube e lo apra, però allo stesso tempo non volete che il pubblico lo veda, basterà premere non in elenco, però noi lo lasciamo pubblico. Premendo qui ci verrà fuori la classica schermata e non vado a rispiegarvi tutto. Hangout in diretta è un altro discorso che ve lo spiegherò un'altra volta. Ok. Per il resto, ragazzi, qui adesso, già se caricate il video, dovreste anche cominciare un po' a studiarvelo voi YouTube. Al massimo farete un altro canale come ho fatto io, ho fatto molti casini e poi li ho risolti, un po' studiando. Ragazzi, è meglio che vi lascio. Io sto registrando con Google Plus Hangout. Qui il vostro free space. È tutto, guardate anche gli altri.